Salve dalla Valcantuna. 12 aprile 2012, Sala Bianchi di Belluno, presentazione della nuova delegazione FAI della provincia. Manca mezz'ora all'inizio ufficiale della cerimonia, però la sala è già piena. La gente ha partecipato in massa a questo battesimo del FAI di Belluno. Interverranno il vicepresidente nazionale Marco Dominici, il presidente regionale Maria Camilla Bianchini dal Veneto e il nuovo presidente della delegazione FAI di Belluno, l'avvocato Erminio Mazzetti. Questa è una carrellata della sala dove le persone sono in attesa dell'inizio ufficiale della manifestazione. Patrimonio artistico, storico e paesaggistico della ricchissima, più che ricca, provincia di Belluno. Abbiamo dei piccoli problemi tecnici, ma io penso che sia giusto per coloro che sono già arrivati, che stanno aspettando, di iniziare. Se poi il dio dei computer ci aiuterà, e se no siamo bravissimi, parliamo, se qualcuno avrà domande da fare, eccetera. Dunque, adesso comincio invece così la parte un po' ufficiale di questa nostra manifestazione e ringrazio naturalmente il comune che ci ha concesso la Sala Bianchi dove adesso ci troviamo e ringrazio in modo particolare alcuni presenti, Sua Eccellenza il prefetto di Belluno, la dottoressa Simonetti, il vicequestore di Belluno, la dottoressa Millan per la provincia di Belluno, la dottoressa Passuello, assessore alla cultura del comune, e qua vedo con grandissimo piacere anche due sindaci di due comuni della provincia, il sindaco di Cambre e il sindaco di Pieve del Pago. Grazie di essere venuti. E il presidente della Camera di Commercio, che ringrazio lo stesso. Io ho avuto alcuni auguri da parte di persone, autorità, persone che impegni hanno trattenuto lontano da Belluno, e quindi il sindaco di Feltre, che come sanno ha anche un impegno, un ruolo nazionale come senatore, che ci fa molti auguri e che dice così, fa delle felicitazioni per la nascita, oggi appunto siamo a un battesimo, no? Per la nascita della delegazione di Belluno. La dottoressa Mazza della sovrintendenza per i beni storico-artistici, i beni demografici del Veneto orientale, che ci fa anche lei gli auguri e anzi già fin da adesso ci offre la sua collaborazione. Io saluto tutti i nostri grandissimi ospiti e in particolar modo la professoressa Camilla Bianchini, la quale sono onorato di condividere un'amicizia personale, e tanto direi che dal modo con cui ha introdotto questo momento di lavoro, perché penso che sia un momento di lavoro questo, voi avete capito che abbiamo a che fare con una donna di un'alterna autorità e autorevolezza prima che di autorità, perché ha già parlato anche autorità, perché ha già parlato la padrona di casa, e quindi io penso che la giornata di oggi è veramente una giornata significativa e importante per la nostra città, si possa veramente, come dire, essere un momento significativo, perché guardiamo avanti ospitando orgogliosi questa nuova realtà, che ce lo ricordiamo perché magari non è ancora chiaro a tutti, è una realtà di gente che lavora su un settore estremamente importante del nostro vivere civile gratis. Questo è un dato che dobbiamo sempre ricordarci, perché io amo sempre guardare
oggi abbiamo veramente la necessità di gente di questo tipo qui, un collega avvocato e soprattutto il sindaco, ma soprattutto uomo particolarmente sensibile del recupero ambientale archeologico e turistico sul quale il paese sta lavorando. Allora ho detto prima che è una giornata di lavoro, perché c'è un'unica ragione, ce n'è una sola, per la quale ospitiamo molto orgogliosamente il paese, ed è la ragione per la quale oggi per cui come amministrazione comunale riteniamo di poter avere al nostro fianco, già abbiamo tanti in altri settori, ma su questo campo qui una realtà con la quale inizi un dialogo e un lavoro. Grazie veramente, un rinnovato invito a tutti voi ad essere vicini a questa realtà, un invito particolare di buon lavoro a quello che sarà il comitato direttivo del FAI provinciale, un augurio particolare al presidente Emilio Mazzucco e scusandomi se vi dovrò lasciare immediatamente un augurio a voi tutti per questo momento di lavoro che sarà senz'altro proficuo. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia, mi ha fatto gli elogi il sindaco, io sono già a questa situazione. Tanto ringrazio tutti voi, ovviamente ringrazio il Presidente, prima il Presidente regionale, perché è il motore di tutto ciò che è accaduto, nel senso che ci ha spronato, ci ha aiutato, ci ha riproverato quando serviva, per fare in modo che nascesse questa delegazione di turno. Ringrazio anche il Vicepresidente e ovviamente ringrazio molto Marco Magnifico di essere venuto a fare il turno e di onorare questa presenza. Per noi tanto. Però volevo dirvi due cose, dopo ci riuscito con la parola, perché volevo inquadrare la situazione. Intanto cioè dividere la cultura, dividere la passione, l'attaccamento per la nostra terra, dividere anche l'arte, ma soprattutto dividere la bellezza. Impariamo a vivere e a conoscere la bellezza, ad apprezzarla continuamente. E allora concludo sulla bellezza, perché dobbiamo rieducarci alla bellezza, capire, perché uno sociologicamente hanno constatato che una patologia dell'uomo moderno è la cecità, non in senso fisiologico, una patologia del nervo ottico, è la cecità di non riconoscere, di non guardare, di non vedere appunto la bellezza. Allora, per concludere, scusate che forse sono parlando troppo lungo, Dostoevskij ha detto la bellezza, ha detto due cose, un'affermativa e un'interrogativa. La bellezza salverà il mondo, ma chi salverà la bellezza? Allora io spero che col contributo di tutti, di voi che siete anche molto interessati, il FAI dia appunto una mano per aiutare la bellezza a sopravvivere ed essere salvata. Vi ringrazio. Avrei dovuto deliziarmi, tra virgolette, proiettando un po' di diapositive sulle ultime cose fatte e su quelle che faremo. Ma quella geggiolina non funziona, per cui vi accontenterete della mia voce gracchia. Devo dire che, quindi non mi sono assolutamente preparato, non mi sono fatto nemmeno una scaletta, ma ormai non me le faccio nemmeno più perché al FAI lavoro da 30 anni, per cui gli argomenti che ho nel cuore, in testa, sono così tanti che a seconda ne tiro fuori qualcuno. Però il discorso dell'avvocato Mazzucco mi ha molto... Io di solito, Maria Camilla lo sa, siamo tutte e due tagliate abbastanza con l'accetta, non è che facciamo tanti complimenti di solito, anzi alle volte siamo anche un po' burberi. Però devo dire che mi ha commosso perché ha parlato in maniera molto vera, molto sentita, molto profonda, cioè
si sente che le cose che ha detto le ha dette perché, non perché se le ha inventate, perché è stato nominato capo delegazione del FAI, ma perché le sente per davvero come bellunese. Ed è questa la prima cosa che contraddistingue noi del FAI. Cioè, l'avvocato Mazzucco si divertirà molto, io nonostante sia stravolto di fatica mi diverto da morire, Maria Camilla pure, tu Adelina ti sei divertita moltissimo e continuerai a farlo. E per cosa vuol dire divertirsi? Divertirsi vuol dire fare qualcosa che ti dia sollievo sia allo spirito e quindi poi anche al fisico, cioè fare qualcosa per cui la sera tu vai a letto dicendo ho fatto qualche cosa che mi consente di guardarmi, che mi consentirà di guardarmi indietro e di dire ho fatto bene, perché questo poi è la cosa più importante per la vita di tutti. Io devo dire la verità, che guardandomi indietro in questi 30 anni di lavoro, anche se all'inizio nessuno credeva nel FAI, abbiamo lasciato una bella scia, cioè oggi il FAI è qualcosa, come dire, qualcosa per cui quando è stato fatto formato il governo Monti ci hanno chiesto secondo noi chi poteva essere il ministro dei beni culturali, poi ne ha scelto un altro, ma però, anche perché questo voglio dire, però ci siamo un po' stupiti, nel senso che questo un po' ci chiedono a noi, perché ci sentiamo sempre in fondo un gruppetto di persone, però perché senza accorgercene siamo stati tremendamente pragmatici, tremendamente concreti e abbiamo creduto in qualcosa nel quale tutti ci dicevano siete matti, è impossibile, e invece questo qualcosa, credendoci così tanto, si è realizzato. Volevo riallacciarmi al concetto che il avvocato Mazzucco ha fatto l'Adelina c'era, non so che anni fossero, sarà stati 20 anni fa, suppongo, nell'85, in questo meraviglioso posto di San Martino a Cimino, che è un piccolo paese nel Viterbese, dove c'è questo immenso palazzo chigio, una cosa smisurata, solite cose alla romana, no? Queste cose esagerate, e teniamo un convegno e il titolo era Bellezza, attualità di un concetto accantonato. Ne invitammo a parlarne Federico Zeri, che era ancora vivo, Giuseppe Sinopoli, grande direttore d'orchestra, che era ancora vivo, e venne il filosofo che si chiama, che io faccio all'avvocato Mazzucco, sempre di più dobbiamo cercare delle formule di collaborazione con gli enti pubblici o non con gli enti pubblici, perché oggi la nostra esperienza di 30 anni di gestione del patrimonio culturale italiano basta, ecco, molto spesso mi accorgo che mi fanno delle domande talmente banali, ma cosa posso fare? Dico, questa cosa va lì, come dire, come fai a cominciare il vino? Io al muro, un po' di culo con tutti l'uovo. Ma fanno delle domande di questa, una cosa comuni, che dicono cosa posso fare? Ma dico faccio questo, ma che bella idea! Cioè i 30 anni di esperienza oggi ci autorizzano ad avere quell'esperienza evidente che può dare veramente una soluzione a tantissimi problemi, e ce ne sono tantissimi, di gestione del patrimonio. Quindi non è soltanto attraverso la proprietà, non soltanto attraverso le concessioni, ma anche soltanto attraverso dei consigli dati dal FAI che si può riaprire e si può un monumento, che si può rimetterlo in sesto, che si può che poi la prima cosa può essere sempre la riapertura, fare in modo che la gente lo conosca, che la gente se ne innamori, che la gente lo frequenti, che la gente lo senta suo, e quindi questo poi è il primo trucco, insomma. Quindi io credo che bisogna naturalmente cavalcare l'onda, siamo nel momento in cui, lo vedete sul Corriere della Sera, un giorno sì, un giorno no, c'è un articolo di Gian Antonio Stella che parla di patrimonio, e questo non succedeva fino all'anno scorso, quindi crediamo davvero che il momento sia giunto, che bisogna partire naturalmente anche dalle scolaresche, dalle scuole. Il FAI ha una straordinaria attività nelle scuole, quindi concorsi, quindi visite scolastiche fatte in una maniera straordinaria, e poi devo dire, chiudo, cerchiamo di avere uno stile diverso. Non bisogna insegnare alla gente, perché non c'è niente di più noioso di quelli che ti insegnano come si fa. Il segreto è coinvolgere la gente, il segreto è insieme alla gente fare dei lavori. Ecco, non il professore che ti dici devi fare così, vieni che lo facciamo insieme. Questo è il grande segreto, questo è anche il segreto delle nostre visite scolastiche, dove i ragazzini possono toccare, possono sedersi
sui divani delle dimore storiche, possono, voglio dire, possono sentire queste cose loro e non delle cose lontane. Nei nostri giardini si può correre, ci si può sdraiare sui prati, ci si può fare una penichella all'ombra della quercia. Ecco, non sono dei musei, ecco, non bisogna calcolare il patrimonio culturale storico italiano come qualcosa di museificato, che è da guardare, come dire, e da imparare, è qualcosa da usare naturalmente nella maniera che il patrimonio, con la delicatezza che il patrimonio richiede. Però anche questo è un atteggiamento molto importante. Delle volte ci sono i visitatori che vengono a dire: ma posso camminare lì? Certo che può camminare lì, ma posso camminare sul tappeto? Ma i tappeti sono stati fatti per camminarci sopra, non sono stati fatti per guardarli. Certo, se c'è un tappetone del 500 lo potegi, questo è evidente, ma se è un tappetone dell'800 ci cammini sopra e sentirai com'è piacevole. È così. Sono appena stato in Inghilterra al National Trust a fare un giro nelle loro proprietà. Il National Trust inglese è il nostro grande esempio. Lì hanno tolto tutti i cordoni che dividono gli immobili belli dal pubblico, hanno tolto tutte le capsule di plexiglass sopra le ceramiche. Ci sono dei volontari che dicono don't touch, ma però la gente è accolta come in una casa di un amico, di una persona che ospita, perché in questo modo non c'è la barriera. Se tu dici non tocchi, stia attento, non cammini lì, zitto, tutti in fila, ma camminata, quello è ovvio, non è tuo, se sei trattato così. Se invece l'atteggiamento è quello di far imparare come si usa, perché è anche tuo, quindi puoi usarlo anche tu, e questa è la soluzione, è la chiave di volta. L'altro giorno, davvero, sono stato, io faccio queste follie con questo Grumotti, che è un matto che va in bicicletta, qualcuno di voi mi avrà visto, va bene, a Striscia la Notizia, ed è molto importante perché il FAI purtroppo è sempre stato vissuto come una fondazione molto elitaria e non basta, come dire, scuotere la testa, dire sì, giuste le cose che lei sta dicendo, approviamo, però io do già i soldi giustamente alla ricerca del cancro, alla ricerca qui, alla ricerca là, non si può fare tutto. Però il patrimonio italiano e culturale, paesaggistico, eccetera, è il più bello del mondo, è di una vastità mostruosa in Italia, e quindi è inevitabile che tutti davvero comprendano come questo sia un compito civile che tocca qualsiasi italiano, quello di fare qualcosa, non dico assolutamente di iscriversi al FAI, ma di fare qualcosa, di fare il volontario, di partecipare a un comitato, di mandare una firma, ma di sentirsi orgogliosamente non soltanto compartecipe, comproprietario, ma sentirsi orgogliosamente volevo finire con una parola, non mi viene. Orgogliosamente, come dice, attore, protagonista. Protagonista. Bravi, protagonista, perché siamo tutti protagonisti in questa straordinaria opera di recupero e di valorizzazione e di riappropriazione del nostro patrimonio. Mi spiace, vi avrei fatto vedere delle fotografie bellissime, quello che abbiamo fatto a Liga dei Vescovi, una follia negozio Oliventi, al Bosco di San Francesco, e lo vedrete, mi auguro, grazie, se vi iscriverete, grazie ai numerosi viaggi che la delegazione di Belluno organizzerà, a vedere, toccare con mano qual è lo stile, ecco, qual è lo stile e qual è l'approccio, e cosa vuol dire potersi sentire a casa propria in un monumento che è sì del FAI, ma è di tutti coloro che si iscrivono, quindi è di centinaia di migliaia di persone e di quelli che lo frequentano, quindi, e poi però adesso basta perché sto